Dopo gli ultimi fatti di guerriglia urbana a Cividale tra giovanissimi, da una parte minori stranieri non accompagnati, dall'altra giovani anche di origine straniera, in alcuni casi nati in Italia, si testa il livello di sicurezza nell'antica Forum Iuli. Casi isolati registrati in particolare nell'area tra la vecchia e la nuova stazione ferroviaria e il punto intermodale delle Corriere, ma l'eco non si è fatto attendere nel vicino centro storico. Se durante il giorno i turisti circolano tranquillamente, appena il sole se ne va in America, inizia una fase di stallo dove, meglio di Dracula, i malintenzionati accendono il cervello ignorante, dando vita a situazioni non proprio idilliache. Cividale pensavamo di essere, diciamo, immuni un po' da queste situazioni, invece purtroppo dobbiamo constatare che la situazione si è aggravata anche qui. Devo dire che alcuni commercianti già tempo fa mi avevano, diciamo, segnalato alcune situazioni, soprattutto delle commercianti donne femminili, perché ovviamente sono la parte teoricamente un po' più attenzionata da queste persone che vogliono creare un po' di disagio. L'episodio che è successo la scorsa sera ha secondo me evidenziato una situazione che, diciamo, nel tempo si è un po' riscontrata anche qui sul nostro territorio. Qualcuno ha il sentore che quello che accade a Cividale sia solo il preludio della brutta coppia di cosa stia succedendo a Udine. I facili allarmismi nei tempi dei social network si costruiscono in un colpo di click, ma nello stesso tempo non alzare l'asticella può essere solo cattivo presagio. Un fenomeno che purtroppo si sta allargando, sentivo Muggia, io personalmente ho anche fatto una mia considerazione su altre situazioni, Gemona tempo fa era stata anche oggetto di situazioni gravi per quanto riguarda anche situazioni scolastiche, per cui purtroppo è un fenomeno con cui da qui in avanti dovremo fare i conti.